La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo alla Marcolin Covering di Pordenone, a fianco a me c'è Federica Sartor, amministratore delegato dell'azienda, un'azienda storica perché ha appena compiuto 50 anni. Di che cosa vi occupate? La nostra azienda nasce appunto 50 anni fa con la lavorazione del PVC e a cui ha affiancato delle lavorazioni meccaniche per la produzione di coperture solari, l'architettura tessile per il noleggio e vendita di tendostrutture modulari per manifestazioni ed eventi. Ecco, recentemente avete ottenuto addirittura il premio San Marco dalla Pro Pordenone, un riconoscimento importante soprattutto per la prima generazione di imprenditori. Assolutamente sì, è un premio che ci rende particolarmente orgogliosi. I due soci fondatori, Marcolin Bruno e Franco Sartor, hanno ricevuto questo premio che è un po' il sigillo della loro attività. Siamo ormai alla seconda generazione di imprenditori, abbiamo fatto il passaggio generazionale nel 2010, l'azienda ormai è un'azienda internazionalizzata, vendiamo in tutti i paesi europei, in alcuni paesi extraeuropei, e l'azienda negli ultimi anni ha investito molto nella ricerca e sviluppo. Siamo stati l'azienda che ha brevettato di più per alcuni anni nella provincia di Pordenone. Qual è il fatturato della Marcolin? L'azienda quest'anno raggiungerà i 12 milioni di euro di fatturato. E il numero di dipendenti? Siamo circa una settantina. Bene, grazie allora a Federica Sartor. Adesso ci spostiamo in produzione, andiamo a scoprire quali sono le figure ricercate in collaborazione con MAV. Ci siamo spostati in produzione, siamo qui con la dottoressa Sartor. Come MAV ha aiutato a fronteggiare questo forte momento di crescita produttiva degli ultimi anni? Le nostre aziende collaborano ormai da 7 anni, è una conoscenza sempre più profonda e reciproca che ci ha consentito di effettuare con successo la ricerca e l'inserimento di nuovo personale, non solo negli ambienti di fabbrica ma anche a livelli elevati. La conoscenza, la job analysis e il rapporto reciproco è sempre più profondo e ovviamente sempre più performante. In virtù di ciò, quali sono le figure professionali che state ricercando e quali le loro competenze? L'azienda Marcolin ricerca costantemente del personale in reparti produttivi chiave dell'azienda, per esempio nel reparto di installazione delle nostre coperture all'esterno. Sono figure professionali che hanno bisogno di elevata esperienza e mobilità, ma soprattutto ricerchiamo personale di alto livello negli uffici, nell'ufficio commerciale Italia-Estero piuttosto che nell'ufficio di progettazione. Sicuramente ricerchiamo competenze che abbiano a che fare con le competenze tecniche necessarie per ricoprire un ruolo, ma anche e soprattutto le cosiddette soft skills, ossia quelle competenze trasversali che hanno a che fare con l'autostima, con la determinazione, con la capacità di lavorare in gruppo e di comunicare efficacemente, e che oggi sono fondamentali per la riuscita di una persona in un ruolo e per il successo di un'azienda in un mercato internazionale e in costante cambiamento. Quanto è importante la formazione nel personale che ricercate? Proprio per quello che abbiamo detto prima, la comunicazione e la formazione sono elementi fondamentali. Alleniamo ogni giorno il potenziale del nostro personale per fare in modo che sempre di più riescano a ricoprire in maniera efficace il ruolo attuale, ma anche e soprattutto a sviluppare delle competenze che riescano a permettergli di ricoprire in futuro dei ruoli professionali diversi in una crescita professionale. Ovviamente c'è la formazione obbligatoria, ma c'è anche molto di più, la formazione sulle competenze tecniche che vanno costantemente aggiornate e poi tutta la formazione sulle soft skills. Adesso andremo a conoscere una persona che ha seguito un percorso professionale qui in azienda e selezionata ed inserita proprio dalla MAV. Siamo qui con Loretta Micelli che occupa la posizione di ufficio commerciale estero. Loretta, qual è stato il suo percorso qui in azienda? Io sono stata inserita in Marcolin 6 anni fa grazie ad un'ottima selezione della MAV che ha coniugato le esigenze della Marcolin di trovare una persona che avesse competenze linguistiche su 3 lingue e anche delle esperienze pregresse, e io avevo già lavorato in diverse aziende multinazionali e quindi potevo portare una certa esperienza. Attualmente mi occupo della gestione strategica del mercato estero ed in particolare del mercato tedesco e dell'Europa dell'Est.
Ringraziamo a questo punto Loretta e la dottoressa Sartor per l'intervento qui in Marcolin e ci vediamo nella prossima puntata di Friul Lavoro. La rubrica Friul Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.